Due vite spezzate, quella di un bimbo di soli 4 anni durante il carnevale di Sciacca e quella di un giovane agrigentino passeggero di una vettura che transitava tra le vie interne che collegano San Leone al villaggio Mosè ad Agrigento. In entrambi i casi è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. Il bimbo, come detto solo 4 anni, era Salvatore Sclafani. Secondo la prima ricostruzione dei fatti è morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie della città. La manifestazione è stata annullata. Il bimbo sarebbe salito sul carro che era fermo e appena il trattorista si è messo in movimento sarebbe caduto per terra sbattendo la testa. Il piccolo è stato subito portato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Il sindaco Francesca Valenti afferma: non ci sono parole, è una tragedia immensa. Un'altra vita spezzata è quella di Giuseppe Terrosi, 32enne di Agrigento. Il giovane era sulla Peugeot 207 che stanotte si è scantata contro un muretto di cinta di via Teatro Tenda a San Leone. Il 32enne era seduto sui sedili posteriori della piccola utilitaria. Nell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, sono rimaste ferite altre 3 persone, tutti amici della vittima. Tutti sono subito stati trasportati e ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente. È scattato l'allarme. Stanotte sul posto della tragedia si sono portati subito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. I militari hanno effettuato tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'utilitaria è stata al momento sequestrata. La posizione del conducente della Peugeot attualmente risulta essere ancora al vaglio di investigatori e inquirenti.